Buongiorno, sono Maria Giovanna Molino, lavoro alla locanda al Castello di Butrio e oggi sono qui a presentare un piatto tipico regionale che è il salame nell'aceto e lo proponiamo in maniera un po' diversa dal tradizionale, comunque con gli stessi ingredienti. Allora partiamo certamente dal salame, abbiamo la cipolla, per la polenta ho preparato delle sfogliatine di polenta. Qui abbiamo la farina per infarinare leggermente il salame e poi ho della salsa al vino rosso che guarnirò il piatto. Cominciamo affettando il salame. Dopo aver affettato il salame, ci prepariamo per fare la cipolla dorata. Prendiamo della farina con della fecola che impasteremo con della birra e dell'acqua minerale fino a rendere omogeneo il composto. Prendiamo la cipolla che immergeremo nella pastella, poi ci prossimiamo a friggere la cipolla a olio bollente per fritture. Immergiamo la nostra cipolla fino a che diventerà croccante, poi la tiriamo su e la mettiamo ad asciugare in una carta assorbente. Adesso passiamo alle fette di salame, le infariniamo leggermente da ambo le parti e ci apprestiamo a cucinarle. E lo facciamo rosolare da ambo le parti. Scoliamo il grasso in eccesso e bagniamo con l'aceto. Adesso ci apprestiamo a comporre il piatto. Prendiamo il nostro salame, lo adagiamo sul piatto, prendiamo la nostra cipolla fritta, le nostre sfogliatine di polenta, e concludiamo con la salsa al vino rosso. Il piatto è pronto. Questo è il risultato finale dei piatti, certamente fatto con dei prodotti del nostro territorio, della nostra zona, sia dal salame alla farina della polenta e anche per il vino. Per quanto concerne la salsa, che è stata fatta con il vino Pignolo, un vino nostro, autoctono della zona, e sia per l'accompagnamento del piatto.